Ciao ragazzi, benvenuti. Nel video di oggi vi porterò a fare un giretto con me fino ai laghetti di Zoufplan. Siamo in Carnia, nel cuore della Carnia, e in macchina da Cercivento si sale attraverso questa strada gialla fino a questo tornante in località Pian delle Streghe. Da qui attraverso un pezzettino di strada bianca, poi attraverso il sentiero CAI 154, che dopo torna a essere strada, si passa sotto il monte Zoufplan e si arriva ai laghetti di Zoufplan. Sono in una conca proprio sotto il cimone di Crasudina. Your mind and find a time that you miss. Let's take a sec to think back, think back, think back, think back. Allora, là ci sono i laghetti dove ero prima. Adesso qui siamo sul monte Zoufplan, dove c'è questa strada antenna per le telecomunicazioni. Sembra un pallone da calcio. Da giù si vede sempre il rifugio Marinelli, quel tetto rosso, e sopra c'è il Colliers. Dopo, a fianco al Colliers, c'è la creta della Chianevate, e poi abbiamo creta di collina, creta di collinetta, quelli sul secondo piano. Quello lì davanti erboso è il Monte Terzo. Dopo ci spostiamo e là c'è il passo di Monte Croce con Piccolo, Freikoffel e Palgrande, dove si vedono, da qua si vede la casera Palgrande di sopra. Quello dietro, lì è già Austria e dovrebbe essere il Polnik, Monte Polnik. E dopo, come dicevo prima, la creta di Timao e Malga Pramosio. Questa qua sotto dovrebbe essere la casera Monte Terzo bassa, ci sono anche le mucche, e sotto la valle. You know, everybody's talking about the good old days, right? Your mind and find a time that you miss. Let's take a sec to think back.